Buongiorno a tutti, siamo arrivati alla settima puntata di questa trasmissione dal titolo Verso la transizione ecologica. Transizione ecologica verso la sostenibilità ambientale. Di sostenibilità ambientale ne stiamo parlando sotto vari aspetti, quindi energie rinnovabili, parleremo di mobilità elettrica. Abbiamo parlato soprattutto molto di risparmio di risorse e di recupero di risorse dai rifiuti, quella che viene chiamata oggi economia circolare. Stiamo facendo con ospiti illustri, abbiamo cercato di sviscerare i problemi da un punto di vista accademico, con professori universitari, da un punto di vista di amministrazione, quindi con l'assessore Marcato, e lo faremo anche da un punto di vista che è molto interconnesso ed è molto legato all'ambiente e chiaramente alla sostenibilità ambientale, anche con l'associazione Coldiretti, che è rappresentata dal suo presidente, il dottor Alex Vantini, della Coldiretti di Verona. Grazie intanto di essere qui con noi e buongiorno. Buongiorno, grazie a voi. Per prima cosa, dottore, vorrei ricordare che tra i primi esempi in Italia di circuiti organizzati di raccolta e quindi di raccolta differenziata, quando ancora la raccolta differenziata, vi assicuro, non era nelle consuetudini, voglio dire, di tutti i giorni, soprattutto in ambito industriale, artigianale e agricolo, tra i primi c'è stata la provincia di Verona nel lontano 2000, che ha cominciato a recuperare in maniera differenziata dalle aziende agricole attraverso un sistema che sburocratizzava tutta una serie di oneri. Questo sistema all'inizio si chiamava azienda pulita, adesso ecco, ci sono delle immagini che ricordano i 20 anni di esperienza, che fra l'altro sono 22 a oggi. E come è visto ancora il rifiuto da parte delle aziende agricole? È visto un onere oppure si sentono responsabilizzati da questo sistema, si sentono addirittura anche orgogliosi di portare a recupero i materiali? Come lo vedono? Lo vedono come un balzello piuttosto che come lo sentono la questione? Beh, diceva bene, il Veneto è stata una delle regioni più virtuose, la prima che è partita semplificando quello che poteva essere il famoso registro per lo scarico dei rifiuti, grazie a un accordo tra le associazioni agricole e appunto le aziende che fanno questo tipo di lavoro, quindi la cosiddetta azienda pulita. Siamo riusciti di fatto perché il rifiuto agricolo viene quasi completamente riutilizzato, viene trasformato nel 90% dei casi, quindi di fatto le aziende agricole partecipano a questo circuito e ad oggi di fatto quello che è il rifiuto agricolo, quindi qualche gli esempio scarti, giusto per faccio dire... per esempio i film plastici per le serre, le manichette, le cosiddette ali gocciolanti utilizzate, così come le confezioni di fitosanitari, vengono smaltite con estrema facilità e quindi proprio questa sburocratizzazione ha fatto sì che le imprese non soffrano più, diciamo, questo problema, ma riescano tranquillamente a fare il loro lavoro. Insomma. Sì, per avere alcuni numeri, effettivamente grazie a questa sburocratizzazione, come diceva il dottor Vantini, siamo arrivati, soprattutto per le materie plastiche, a un 90% di recupero, quindi un 90% delle plastiche dell'agricoltura, che sono film delle serre da pacciamatura, film in polietilene, piuttosto che i barattoli vuoti di agrochimici, sacchi di concime, reti antigrandine e quant'altro, manichette come si diceva, quindi tutte plastiche, principalmente sono polietilene. Queste sono tutte avviate a recupero e quindi andranno a fare altro film in polietilene piuttosto che altri contenitori, non contenitori per alimenti perché la legge chiaramente lo vieta, e questo effettivamente è stato ed è diventato azienda pulita. Questa esperienza veneta è diventato un modello che poi con Verona, Padova, Vicenza, le province venete è stato esportato, passatemi il termine, è stato comunque replicato in altre province hanno creato questi circuiti organizzati di raccolta. Ma dottore, noi qui stiamo affrontando la sostenibilità ambientale, questa transizione ecologica da vari punti di vista e con un paio di uscite, voglio dire, è venuto fuori anche la parte, chiamiamola così, il timore che si ha
che in nome di una ricerca di energie rinnovabili, soprattutto sto parlando del fotovoltaico, ma parleremo anche del biogas, ci sia una speculazione del territorio, ci sia uno sfruttamento del territorio che non è molto virtuoso. Ci può dire come viene vissuto dall'imprenditore agricolo, che ne so, l'agrovoltaico piuttosto che in seconda battuta il biogas? C'è uno sfruttamento del territorio in maniera troppo accentuata, oppure viene sempre vista questo sfruttamento in una maniera di sostenibilità? Ma diceva bene, noi abbiamo preso una posizione a riguardo. È vero che abbiamo assistito a alcuni fenomeni speculativi, grosse aziende di fatto multinazionali che cercano del terreno agricolo appunto per l'installazione di pannelli fotovoltaici, in ottica appunto di produrre energia pulita. Noi a questo ci siamo un po' opposti, perché crediamo che prima di tutto vadano utilizzati i tetti di fatto, prima del consumo di suolo, che è un tema fortemente importante e impattante a livello di Regione Veneto, vada utilizzato quelli che possono essere le coperture anche degli edifici rurali agricoli. Lo abbiamo fatto anche attraverso una petizione condotta dal gruppo giovani di Coldiretti, il quale in tanti casi si trovavano di fronte a contrattazioni appunto con delle aziende che volevano affittare o acquistare le campagne per poter installare fotovoltaico a terra. Ecco, noi crediamo che vada tutelato il suolo agricolo, ci possono essere, come dicevo, le coperture, ma tante aree dismesse, non utilizzate, da dare priorità appunto per l'installazione del fotovoltaico a terra. Mentre per quanto si parlava del biogas, molto spesso assistiamo alla diatriba che si utilizza colture alimentari come possono essere il mais appunto per alimentarle. Questo purtroppo è vero perché è un sistema che ha incentivato questi grandi impianti che di fatto vanno oltre che a direzione animali anche attraverso della biomassa fornita dal mais sostanzialmente, che è la coltura principale. Anche qui noi abbiamo una posizione al riguardo, perché crediamo che il biogas vero debba funzionare dagli scarti, soprattutto da quelli che possono essere i reflui zootecnici, quindi i scarti dall'allevamento. Ci siamo su questa partita, tant'è che nell'ultimo decreto cosiddetto mille proroghe sono stati stanziati 25 milioni di euro a livello nazionale per andare a incentivare i piccoli impianti di biogas, quindi sotto i 300 megawatt, che funzionano per il 90% a direzione animali. La stessa cosa per il fotovoltaico. Abbiamo, come dicevo, dopo quella nostra petizione per cercare di salvaguardare il suolo agricolo, attraverso i fondi del PNR hanno aperto un bando da 1,5 miliardi di euro che va a incentivare per le aziende in autoconsumo l'installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti delle stalle, dei fabbricati agricoli, di tutti quelli che possono essere. Insomma, la nostra risposta è sì, prima di tutto cerchiamo di dare una risposta anche in questi momenti difficili per quanto riguarda l'energia alle aziende agricole. Tra l'altro, se ricordiamo, nel triennio o quadriennio 2008-2012, 2007-2011-12, il fotovoltaico, incentivato con quello che si chiamava all'epoca conto energia, era visto molto di buon occhio dalle aziende agricole per togliere un problema che sempre meno è presente, ma che era molto presente all'interno delle aziende agricole, che era quello del tetto in amianto, il tetto in Eternit. E lì, se devo essere sincero, l'incentivazione che dava un contributo, un plus del 5%, se non mi ricordo male, effettivamente ha cambiato proprio completamente i tetti, o buona parte dei tetti in amianto del Veneto di molte aziende agricole. E oggi ci sono incentivi, oppure si potrebbe chiedere anche a livello Coldiretti, non sarebbe opportuno per replicare quello che è uno slogan di Legambiente, arrivare all'amianto zero praticamente, e cercare di avere ulteriori incentivi per togliere l'amianto, anche perché è vero che magari il contadino oggi, l'agricoltore, è poco presente all'interno perché sono molto automatizzate le aziende agricole, le stalle sono molto automatizzate, però
anche, voglio dire, l'animale avrebbe sicuramente un beneficio da un punto di vista di salubrità. Avete idea di proporre anche questo come incentivo ulteriore per cercare di togliere l'amianto, o come siamo messi oggi? C'è qualche altro finanziamento che prevede togliere l'amianto appunto dalle aziende agricole? Allora, è un percorso in atto, come diceva, perché già da allora insomma, abbiamo assistito a aziende agricole che hanno investito per sostituire quelle che sono le coperture in amianto, grazie appunto anche a questi incentivi. Anche in questo bando agrisolare c'è la possibilità per le coperture di sostituire i tetti, non solo le coperture in amianto, ma anche per dargli un maggiore coefficiente di coibentazione termica. Quindi c'è la volontà di andare verso questa direzione. Dirò di più, ora questo è un bando che chiuderà a fine anno, ma nel futuro dovremo pensare a dare delle possibilità all'azienda agricola non solo di poter dotarsi di sistemi come appunto può essere il fotovoltaico per l'autoconsumo, ma cercare di andare a spingere anche per diversificare quello che può essere il reddito agricolo, il reddito agrario, anche attraverso appunto l'installazione di pannelli fotovoltaici, quindi non solo per autoconsumo, ma anche per differenziare il reddito. Quindi lo faremo, lo proporremo anche con il nuovo governo sicuramente, perché crediamo che l'agricoltore debba avere un ruolo attivo in tutta questa fase di transizione ecologica, anzi crediamo che proprio attraverso l'agricoltura riusciremo a sfondare determinati obiettivi. Sì, quindi la transizione ecologica in agricoltura è vista non soltanto come un maggior rispetto dell'ambiente in termini chiaramente di colture meno impattanti, meno chimiche, più biochimica o prodotti bio. Quindi è vista anche, ed è questa l'evoluzione che ha messo in luce il dottor Vantini, effettivamente l'imprenditore agricolo sta diventando anche un imprenditore che si occuperà e si sta occupando di energia. L'agrovoltaico, cioè poter coltivare praticamente sotto i pannelli, come la vede? La vede ancora molto onerosa come formula di investimento, oppure ci sono già degli esempi qui in Veneto? Come sta andando? Ci sono degli esempi, ci sono delle ricerche anche di Veneto Agricoltura. Ad oggi il sistema agrovoltaico, quindi di coltivare sotto i pannelli solari, diciamo che non permette un efficiente uso sia della cultura che dei pannelli. Quindi ad oggi sì, è onerosa se l'imprenditore deve assorbire tutto il costo dell'investimento. È chiaro che in un'ottica di un possibile finanziamento a fondo perduto potrebbe essere una soluzione che interessa non per tutte le culture chiaramente, però per alcune culture sì. Ancora, ripeto, dobbiamo capire bene se può funzionare, se può dare dei risultati in termini di maggior produzione alla cultura sotto, per esempio per l'ombreggiamento, così come se diciamo a metro di superficie ci sono dei riscontri anche per quanto riguarda l'efficienza della produzione agrosolare, energetica, insomma. Sì, leggevo appunto che ci sono esempi di agrovoltaico anche in Nord Europa sul settore florovivaistico, dove effettivamente si produce meno della metà di energia elettrica, a fronte però, voglio dire, di un microclima che si crea all'interno di serre, di specifiche serre, per cercare appunto di coniugare sia la cultura, in questo caso fiori piuttosto che vivai di piante e piantine, e la produzione di energia che fra l'altro ha bisogno un'azienda agricola, ma poi anche in prospettiva di comunità energetiche, quindi di scambio di energia con i vicini e di quello che sarà l'evoluzione proprio di questo tema di scambio di energia con chi la produce e chi la consuma. Effettivamente la vedo anche questo un tema dove è importante impegnarsi, è importante sicuramente avere il massimo, voglio dire, di ritorno da parte dell'imprenditore agricolo.
Una cosa che volevo sfatare, tornando poi, e su questo vorrei chiudere anche perché l'imprenditore agricolo ha torto, ma qualche tempo fa più che adesso, è sempre stato visto anche come una persona, anche con i rifiuti, che cercava di avere la via più semplice. E con le plastiche che sono state demonizzate effettivamente in questo ultimo periodo, sono state demonizzate, sembra che la plastica sia, fanno sempre vedere quell'immagine, sa, dell'oceano dove c'è questa isola enorme, sembra che sia la plastica il colpevole e non è visto invece chi la usa male, soprattutto chi non la ricicla, il colpevole di questo impatto. E gli imprenditori agricoli, la nuova generazione di imprenditori agricoli, noi stiamo riscontrando effettivamente, i numeri parlano chiaro, l'osservatorio regionale ARPA, l'osservatorio di gestione dei rifiuti, sta vedendo che effettivamente il riciclo sta aumentando, siamo arrivati a numeri molto alti, dicevo appunto il 90% di recupero di plastiche, quindi per certi versi l'imprenditore agricolo si sta diventando da un lato il più virtuoso nell'ambito dei settori produttivi, questo è il settore primario, ma rispetto al secondario e al terziario è il più virtuoso in termini di recupero, è il più virtuoso in termini di utilizzo, e su questo volevo fare la chiusura, di prodotti sempre meno impattanti, okay? Quindi si parla sempre di più di agricoltura biologica, e tra i più virtuosi anche in termini di energia. Quindi la professionalità oggi, e la doppia domanda è questa, la professionalità oggi che è richiesta per un imprenditore agricolo che una volta invece si tramandava di padre in figlio e magari la scolarità era basica, se vogliamo dire, o medio-bassa. Oggi la professionalità, i corsi che fa Coldiretti, che fanno le associazioni di categoria, cercano di alzare questa professionalità e mediamente oggi lei vede un aumento culturale in questa figura che tra l'altro, come ho detto, sta primeggiando da un punto di vista di recupero di rifiuti, di utilizzo di prodotti sempre meno impattanti e di energia, produzione di energia pulita. Come la vede? Sta facendo la sua parte, voglio dire, la formazione di queste figure, l'associazione di categoria e magari prima l'università? Assolutamente sì, soprattutto le nuove generazioni hanno un primato, quello che hanno una maggiore attenzione verso la sostenibilità, verso l'ecologia, anche in quelle che sono le pratiche agronomiche. Un dato su tutti è che di fatto l'agricoltura italiana è la più green d'Europa, cioè quella che utilizza meno input e soprattutto ha i più alti numeri per quanto riguarda l'agricoltura biologica e un'attenzione alla biodiversità. Anche il riciclo appunto delle materie, degli scarti aziendali è all'interno di questo processo. Abbiamo tantissimi belli esempi, al di là del poco utilizzo dei prodotti fitosanitari o degli input chimici, ma abbiamo tantissimi belli esempi appunto di economia circolare all'interno dell'azienda, che non è solo quella della produzione energetica, ma anche l'utilizzo magari di scarti dovuti alla produzione per qualche uso. Ne faccio un esempio, un'azienda per esempio che usa la lettiera dell'allevamento poi immessa nel biogas, dallo scarto del biogas riutilizza quello scarto per la lettiera, quindi di fatto è proprio una vera e propria economia circolare che funziona e è un bellissimo esempio da portare. Le nuove generazioni, lo ripeto, hanno questa visione, hanno questa volontà e sicuramente si vuole mantenere quello che è un primato e di fatto anche quello che ci chiede l'Europa di produrre sempre più green attraverso le strategie Farm to Fork e New Green Deal, insomma lo sappiamo, e però l'Italia appunto parte in una posizione avvantaggiata rispetto ad altri paesi europei. Quindi concluderei dando appunto ai nostri telespettatori questo input e questa, voglio dire, informazione che l'agricoltura è avanti, l'agricoltura veneta in particolare, ma in Italia direi, è avanti da un punto di vista di transizione ecologica verso questa che viene chiamato verso lo sviluppo sostenibile, la sostenibilità ambientale, in termini appunto, dicevamo, di riduzione dei rifiuti, soprattutto riduzione dell'impatto che gli stessi hanno, avendo acquistato chiaramente materie prime di uso comune sempre meno impattanti, sempre meno chimiche e sempre più biologiche.
e secondo una adesione a circuiti organizzati di raccolta in modo che venga efficientato al massimo, voglio dire, il recupero di risorse dai rifiuti. E poi il target all'interno, voglio dire, della stessa azienda agricola, il target è quello di creare energia pulita attraverso scarti animali, quindi biogas, piuttosto che da pannelli che vengono messi sopra i tetti delle aziende agricole e quant'altro. Ringrazio il presidente della Coldiretti, il dottor Alex Vantini, vi do appuntamento alla prossima puntata e saluti a tutti.